Benvenuti a tutti a questa presentazione, purtroppo ancora a distanza, mi dispiace molto ma è così, del volume di Angelo Floramo, Officium Tenebrarum, L'ultima notte del patriarcato di Aquileia, pubblicato dalla nostra casa editrice, Forum, nella sezione quaderni della collana Sconfini. A condividere questo schermo con me ci sono l'autore, Angelo Floramo, tutti conoscete, e io ringrazio davvero per averci dato la possibilità di pubblicare un suo volume, perché è proprio un privilegio poter lavorare con Angelo Floramo, lo dico con tutta la sincerità. E ci sono Samantha Franz, presidente del Circolo Arci Nuovi Orizzonti dei Rizzi. Noi come forum abbiamo approfittato un po' degli incontri online che loro organizzano ogni mercoledì sera per collaborare proprio alla presentazione di questo libro, e Gianni Cianchi, regista, critico teatrale, presidente onorario del Teatro Club Udine, Teatro Club che insieme all'Associazione Culturale Teen House ha voluto e prodotto lo spettacolo teatrale da cui poi è nato questo volume. Era il 4 settembre dello scorso anno, erano le 9 di sera, quando dal vivo, e questo vivo lo dico con molta nostalgia, non solo per quello che manca a me, ma pensando anche a tutte le difficoltà che in questo momento stanno incontrando tantissime realtà culturali, e in particolare il teatro è stato molto colpito. Era una serata in cui dietro la chiesa di San Francesco a Udine, e poi la sera successiva a Trieste, alcune persone hanno avuto la fortuna di vivere un momento particolare e di assistere a una lettura scenica di straordinaria intensità. Sul palco c'erano 3 persone, c'era l'attore, il lettore Massimo Somaglino e accanto a lui, a fianco di lui, Angelo Floramo e Gianni Cianchi. L'occasione di questa rappresentazione era data da una ricorrenza e i 600 anni dalla caduta del patriarcato di Aquileia e dall'intuizione di leggere questo particolare momento storico attraverso un'omelia immaginaria, quella che Lodovico di Tech, ultimo patriarca di Aquileia, tesse nella solitudine della cripta della Basilica di Aquileia la notte del Venerdì Santo, l'ultima notte, prima, diciamo la notte prima della sua ultima messa. È un'omelia immaginaria, ovviamente, che però, immaginata da Floramo durante la prima ondata del lockdown, diventa una riflessione anche su un altro crollo, quello di un mondo impreparato ad affrontare una pandemia, in modo tale che la notte della Chiesa aquileiese diventa un'allegoria di un'altra notte, di un altro vuoto, di un tempo sospeso, quello che abbiamo vissuto tutti noi in quei giorni chiusi in casa, quando non potevamo immaginare che mondo ci sarebbe stato dopo. In quella serata a me sembrava quasi di essere a un concerto, un rincorrersi armonico di pensieri e di parole, un ribalzo tra quella che è stata la straordinaria capacità di Somaglino di interpretare il testo e di farci quasi entrare nella basilica, nella cripta della basilica, e poi al rincorrersi del dialogo fra appunto Angelo e Gianni quella sera. Ed è da quella serata che nasce questo libro, che però è molto di più della pubblicazione del testo teatrale, perché, come potrà vedere chi lo vorrà leggere, è arricchito da un apparato di note, di approfondimento, e per questo devo ancora ringraziare Angelo doppiamente, perché aiutano il lettore a districarsi nella densità di questo testo, che, come poi sentirete fra poco, è pieno di rimandi storici, filologici e filosofici. E detto questo, io ho l'avvio alla presentazione e passo subito la parola a Samantha del Circolo Arci, che ha avuto proprio, diciamo, ci siamo inseriti nel loro ciclo di incontri. Per cui a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. E in realtà siamo noi che ringraziamo voi, sia Forum che il Teatro Club, perché avete dato maggiore visibilità e maggiore lustro e maggiore contenuto a questa serata. Noi in pratica da novembre stiamo facendo degli incontri, abbiamo spostato la nostra attività online, quindi stiamo organizzando degli incontri settimanalmente, tendenzialmente il lunedì, in cui cerchiamo di toccare diversi punti, diversi argomenti. La presentazione di libri, e di libri soprattutto legati magari al Friuli, è uno dei nostri filoni, come altri sono la storia, la scienza, la comunicazione, i social, eccetera. Quindi io vi ringrazio Angelo, ringrazio Gianni per aver
accettato, diciamo, il nostro invito. Ringrazio la Forum per aver deciso di supportarci e di allargare questo incontro, e ringrazio tutti quelli che questa sera sono qua, che vogliono seguire con noi questa bellissima opportunità che ci viene data. Bene, grazie a te. Allora io farei così, adesso noi due ci oscuriamo in maniera tale da lasciare a voi il primo piano su questo schermo, e così a voi. Allora cominciamo a parlare. Ringrazio anch'io, sia naturalmente la Norma, quindi Forum, sia il circolo rappresentato da Samantha, e parleremo del testo di Angelo e cercheremo di rendere il discorso più appetibile, intercalando la discussione con la lettura di alcune parti del libro di Angelo. Naturalmente sarà una lettura fatta in modo che si possa capire qual è il contenuto del libro. Non posso pensare di emulare Somaglino, che è un grandissimo attore, però non era disponibile, per cui mi limiterò io a leggere qualche cosa come potrò. Beh, allora devo naturalmente stimolare Angelo a illustrare un po' il contenuto e il modo con cui lui ha affrontato questa tematica. La cosa che mi preme sottolineare fin dall'inizio è questa, che il Teatro Club ha chiesto ad Angelo di comporre, in occasione appunto dei 600 anni della caduta del patriarcato in temporalibus, perché il patriarcato è continuato, no? Poi anche dopo, però controllato da Venezia. Il Teatro Club, dicevo, ha chiesto a Floramo un testo teatrale da rappresentare in occasione addirittura del Palio Teatrale Studentesco. Quindi era un testo teatrale che è stato chiesto. In realtà ci troviamo di fronte ad un monologo. Magari poi vedremo anche come viene strutturato questo monologo. E quindi effettivamente si tratta di una specie di omelia che Ludovico di Tec, l'ultimo patriarca in temporalibus di Aquileia, è l'omelia che immagina di poter elaborare in funzione della celebrazione della messa pasquale che da lì a venerdì alla domenica avrebbe dovuto naturalmente poi così celebrare con i suoi fedeli. Resta il fatto che comunque in questa cripta, isolato, Ludovico di Tec medita praticamente su quella che è stata la storia del patriarcato ed è significativo che fin dall'inizio il suo ricordo, o meglio il suo sguardo, ritorna alle rappresentazioni figurali della basilica, vale a dire agli affreschi e soprattutto ai mosaici, perché riconosce, legge in queste figure che sono così, che ricoprono con le tessere di mosaici il pavimento, legge praticamente la sintesi di quello che ha significato il patriarcato. Il patriarcato naturalmente è quello che vede come dire, un processo che ha portato alla identità del Friuli Venezia Giulia, del Friuli, dal momento che, poi magari Floramo potrà spiegare meglio, dal momento che a partire dal 1077, quando Enrico IV investe appunto Sigeardo, il primo patriarca in temporalibus della contea, per così dire, del Friuli, da quel momento in poi effettivamente c'è stato un processo per cui il Friuli ha avuto una sua identità quasi regionale, mentre prima non lo era. Infatti il Friuli era stato anche precedentemente valorizzato, che so, anche dai Carolingi, però soltanto come baluardo di frontiera. Invece, con l'investitura in temporalibus, il patriarca ha svolto un ruolo completamente diverso. Tanto è vero che nei documenti per la prima volta si comincia a parlare del Friuli con il termine di patria, e fra l'altro Angelo preferisce usare il termine matria spesso, no? Come se appunto volesse vedere il Friuli come la madre dei friulani. Chiederei, proprio per iniziare, chiederei a Floramo
Che cosa legge in questi mosaici? Perché è molto suggestiva quella parte in cui si descrivono le figure, no? Che illustrano il pavimento della basilica, che appunto è, come dire, la rappresentazione sintetica del ruolo culturale, politico, ideologico, identitario di quella che è stato il Friuli e in modo particolare retto da questo patriarcato. Buonasera a Ecco. tutte e a tutti. Beh, intanto mi unisco anch'io ai ringraziamenti, perché è bello riuscire ad arrivare ad un approdo editoriale, ed è bello che le riflessioni poi possano rimanere, abbiano un respiro più lungo rispetto a quello di una rappresentazione. E quindi ringrazio tutti davvero complessivamente. Sollecitato dall'amico Gianni, cerco di mettere insieme due considerazioni. Intanto dobbiamo pensare che questo ultimo patriarca, inteso come signore della terra, quindi investito di un ruolo feudale, si ritrova idealmente nelle radici stesse profonde del patriarcato. Hai detto bene, Gianni, prima. C'è una dimensione quasi di sospensione in questa sua ultima notte da signore investito, e nello stesso tempo anche quasi l'ultima notte realmente vissuta come patriarca di Aquileia. E la sospensione è dovuta dal fatto che proprio lì nella cripta, ancora oggi meravigliosamente preservata, visitabile, si ritrova questo spirito profondo di una terra che è vero che viene investita il famoso 3 di aprile del 1077, ma che ha un respiro estremamente più profondo, perché il metropolita di Aquileia, il patriarca di Aquileia, faceva parte di quella rete di patriarcati voluti già dall'imperatore Costantino, quindi siamo proprio agli inizi del IV secolo, e che creavano una straordinaria interconnessione di miti, di culti, di sogni, di utopie. Per quanto riguarda Aquileia, poi con una antichissima madre che era Alessandria d'Egitto, in cui vivevano e operavano delle comunità di ebrei alessandrini, dottissimi e coltissimi, che avevano istruito davvero questa specie di web, potremmo quasi dire, ante litteram, e che consisteva in scambi, in intersezioni, in sovrapposizioni molto porose, molto inclusive, capaci di regalare un profilo unico, quale poi in effetti fu unico il profilo della grande figura della Chiesa aquileiese, sia nella sua missione evangelizzatrice nelle terre dell'Alto Seno Adriatico e quindi soprattutto delle vallate danubiane, della Drava e della Sava, ma anche, se vogliamo, come rappresentazione di un mondo di una bellezza davvero unica. E lui, Lodovico di Tec, avverte questo respiro, avverte questa potenza magmatica, quasi tellurica, forse anche perché profondamente connessa con una realtà che rimase per molti secoli contadina e che riesce a combinare molto bene, da una parte, i sogni dotti ed eruditi di queste comunità, di questi cenacoli di scrittori, di commentatori dei testi sacri, ma dall'altra anche la possibilità di rileggere e reinterpretare tutto quell'universo di simboli pagani, sia cristiani che poi anche successivamente afferenti al resto dell'Europa, che si trasformarono nella catechesi del patriarcato di Aquileia e che nella grandissima meraviglia di questo oceano mare che costituisce il pavimento musivo della cattedrale, ma anche negli affreschi stessi della cripta, che sono più tardi ma ugualmente belli, ha una voce che è una voce di resistenza e anche nello stesso tempo di mistero, di stupore e di fascinazione. Sta finendo un mondo, lui lo avverte questo. E non è un caso che ci si immagini che lui prepari questa omelia nella lunga notte di Pasqua, perché per la liturgia aquileiese la lunga notte di Pasqua è un tempo sospeso carico e gravido di mistero, dove addirittura l'ultimo tra tutti i peccatori, e forse anche il primo, cioè il demonio,
verrà perdonato dall'amore e dalla bontà di un Cristo che ridiscende nelle profondità della terra per risorgere sotto forma di acqua sorgiva e di gocce di rugiada. È di una poeticità impressionante, per questo insomma venne anche tacciato di eresia questo credo aquileiese. Però ecco, mi piaceva mettere insieme la vertigine dei tempi, la sovrapposizione, così tanto simili Gianni a quelli che, nostro malgrado, viviamo noi come testimoni. Va bene. Leggiamo allora una pagina. L'immensa navata è un vascello rovesciato, pronto a salpare per le profondità dei gorghi celesti, tra gli infiniti arcipelaghi delle stelle. Ecclesia, nave salvifica, maris stella, i cui marinai sono tutti pescatori di anime. È sostenuto dagli alberi primordiali del suo colonnato, una foresta sacra di cedri del Libano, odorosi di freschezze che non si possono raccontare, foglie di acanto, palmeti che danno datteri e miele. Tra quei rami cantano gli usignoli, facendo scoppiare d'amore le lune di una notte di maggio che non sarà mai consumata da nessuna aurora. Polle d'acqua sorgiva dissetano gli oranti nell'ombrosa frescura dei canneti. Ovunque dilaga l'oceano mare nei mosaici voluti dal vescovo Teodoro. Vi fluttuano da secoli i simboli misteriosi di questo nostro credo, quello che ci insegnarono i padri dei secoli che sono stati. Nuotano silenziosi i pesci dalle iridescenti squame. Le loro pinne sembrano ali che si librano leggere nella liquida purezza dell'acqua. Specchio veritiero della prima luce, è quella che brillava sui flutti e si chiamava verbum, logos spermaticos, che non generato può generare. Da qualche parte sopra di noi attende, avido di anime da ingurgitare, il pistrice mostruoso che tutto ingoia, perché è inestinguibile la sua fame. Invoca per sé i nostri umani naufragi. Quante volte ho peragrato nel silenzio della notte attorno al signum Ione ai piedi dell'altare. Anche io ho avvertito il morso del male, le fauci che si aprono sulla cupa caverna della sua gola, mai sazia, tremenda sentina di ogni peccato. Benedico l'aria, intrisa dal profumo dell'incenso che sale come il fumo delle candele verso le sfere eccelse. Benedico la terra, attraverso i doni riposti in questa cesta. Sia benedetto il pane, la fragranza della farina, l'oro della spiga, poiché in esso è impastato tutto ciò che è santo. Il tepore del forno, l'umore della fonte, il calore del sole, il profumo dell'erba recisa, la sapienza del sale che addomestica il sapore, sudore di bestie e di uomini, schiene che si piegano nella fatica di un giorno rovente. E benedetto sia il segreto del lievito, grembo di madre che cresce nell'ombra. L'olio che nutre la lucerna, conserva gli alimenti, protegge il corpo degli atleti, suggella con il sacro crisma gli occhi e la bocca, il naso, le orecchie, le mani, i piedi, la fronte, tanto dei viventi quanto dei morenti. E con lui l'umida zolla, così buona e santa che la potresti anche mangiare, perché è benedetta dalla fatica degli uomini giusti. E sia santificato il vino, stillato dal legno antico della vite, albero di vita, via di ogni verità, grappolo turgido che fermenta con tutte le sue rugiade e che restituisce al cuore degli uomini la santità di un'ebbrezza onesta, salvifica e buona, riminiscenza di antichissime primavere. E sia benedetta quest'acqua, sgorgata purissima dalla liquida fonte, linfa che disseta ogni sete.
Ecco, naturalmente ho dovuto tagliare alcuni passaggi perché il testo è molto più ricco e molto più armonioso di come l'ho martoriato io. Ma appunto a questo punto vorrei appunto chiedere adesso a Floramo come ha organizzato il suo periodare, il suo costruire le frasi, il suo scegliere a livello anche lessicale di singole parole, perché abituato come ero a leggere Floramo in tanti altri suoi libri, che so, La veglia di Liuba, oppure L'osteria di passi perduti, o Fiume a bordo, cose del genere, beh, il suo linguaggio è di una immediatezza, di una semplicità, di una verità, di una schiettezza, che proprio rifugge da qualsiasi forma di articolazione complessa. Qui invece io vedo applicato non soltanto il cursus, che è un modo particolare di costruire la frase perché abbia una determinata cadenza, una determinata musica. Tanto è vero che io quando ho letto il testo per la prima volta ho pensato che si trattasse di un poema in versi sciolti. E infatti il linguaggio non soltanto è così raffinato, con molte metafore, con scelte lessicali veramente di una squisitezza, di una grande raffinatezza, però sì, e siccome fra l'altro dovrebbe essere un testo teatrale, potrebbe sembrare quasi una specie di paradosso, di controsenso, no? Ma poi a guardar bene, rivedendo un po' tutte le opere che conosco, perlomeno che ho letto di Angelo, mi sono reso conto che Angelo non ama il dialogo. Cioè, nei suoi libri, quando si trovano le virgolette, beh, non è mai uno che parla, riporta, secondo il modo in cui lui ricorda, le parole di un altro, ma non c'è mai un personaggio che parla in prima persona. Cioè, ad Angelo piace raccontare, spiegare, ed ecco la ragione per cui questo testo, proprio perché rischia di essere in qualche modo autoreferenziale, si ambienta benissimo nella situazione attuale, in cui effettivamente siamo costretti all'isolamento e a guardarci dentro, come se tutto fosse una specie di esame di coscienza. Ecco, su questo punto io chiederei appunto ad Angelo di spiegare come ha lavorato, perché non soltanto a livello compositivo, a livello di scrittura, il lavoro è molto complesso, ma anche i contenuti sono estremamente complessi, tanto è vero che l'apparato delle note, le spiegazioni, gli approfondimenti occupano più pagine del testo scritto. Perché effettivamente è una specie di summa del sapere legato naturalmente a certe esperienze di Floramo e naturalmente inerenti alla storia del Friuli. Ecco, Angelo, prova a dire qualcosa. È una domanda che varrebbe quasi un seminario di approfondimento, e tanto mi disveli quasi a livello di epifania delle cose sulle quali non avevo mai meditato in maniera profonda, ed è vero, adesso sto facendo, mentre parlavi, cercavo di mettere insieme un po' di idee, di ricordi, è vero questo fatto che i miei testi trasformano anche i dialoghi in una specie di monologo interiore, è vero, perché mi affascina molto di più l'esame introspettivo. Anche quando un personaggio agisce in un altro testo, o in altri testi molto diversi e lontani da questo, è come se acquisisse molto più interesse, molto più valore l'inazione, cioè quella sorta di spinta interiore che poi si trasforma in gesto, in sorriso, in sogno, in erranza, in attraversamento. A maggior ragione questa operazione è diventata per me quasi essenziale nel momento in cui dovevo immaginarmi che un metropolita, che un patriarca dotato non soltanto di spada, e quindi non soltanto un principe guerriero, ma anche dotato di sapienza, perché era questo che sostanzialmente si chiedeva ad un patriarca, dovesse mettere insieme per riuscire in qualche maniera a decodificare un momento difficilissimo della sua vita in quanto individuo, ma anche della comunità che era stato chiamato a reggere e a guidare, che si stava lacerando, se non addirittura si era già lacerata. E io sono sostanzialmente un medievista come formazione, per cui
mi sono formato sulla lettura dei testi che probabilmente Lodovico di Tech, per il mestiere che faceva, doveva in qualche modo srotolare, aprire, compulsare e leggere. E sono testi di una bellezza incredibile. I testi, i commentari, le opere dei padri della Chiesa, tutti i grandi glossatori, non soltanto dei testi sacri, ma poi anche di tutto l'apparato liturgico, oppure della lirica, della poesia, della musica, esprimono un tesoro infinito di approfondimenti continui e riescono sempre a traslitterare la parte del contenuto in una forma che è altamente poetica, talmente tanto involuta alle volte da essere molto simile a quelle rappresentazioni che poi noi possiamo vedere sui portali di una cattedrale romanica oppure su di una chiesa del IV secolo, del V secolo, tutti questi racemi, tutte queste volute in cui animali, uomini, piante si mescolano in tavole infinite con rimandi astrologici, zoologici, e che ti fanno perdere il passo, te lo fanno perdere il passo, cioè ti creano volutamente una forma di spaesamento e anche di scoramento. È come trovarsi nel mezzo di un mare agitato e da un momento all'altro le stelle e le costellazioni che muovono la tua rotta scompaiono, si eclissano e tu rimani lì da solo. Questa è la sensazione che viene comunicata da alcuni dei testi antichi. E questo è il primo momento. Poi dopo subentra, e parlo ovviamente non del testo che scrivo io, ma dei testi ai quali si ispira, subentra un rapimento che è un rapimento mistico, cioè ti rendi conto che forse non è tanto importante riuscire a comprendere ogni singolo passaggio logico, non è quello che viene richiesto, semmai la capacità di entrare in vibrazione con il testo. Ed è un po' nel piccolo, veramente nel molto piccolo, quello che ho cercato di fare io e quello che mi sono immaginato potesse ricostruirsi Lodovico di Tech, cioè una narrazione in cui l'evocazione, la suggestione, l'elemento misterico diventano prevalenti rispetto al rapporto di causa-effetto al quale noi siamo abituati nella vita della quotidianità. Abbiamo bisogno nella vita di ogni giorno di sapere da dove partiamo, dove stiamo andando e il perché delle cose. Ma esistono dei piani diversi e questi piani si immillano come in un gioco di specchi proprio nel momento in cui noi andiamo ad investigare questi labirinti interiori che poi sono parte di ciascuno di noi. I testi sapienziali antichi hanno questa capacità e molto spesso, tra l'altro, utilizzano una serie di parole accentuate che aiutano a ricreare il senso di una musicalità che di per sé stessa diventa indicazione di un verso o indicazione di una verità che si nasconde oltre l'apparenza delle cose. È come un suggerimento che Lodovico ci dà, tra l'altro, nel momento di crisi che lui vive e che può essere per tanti aspetti simile al momento della crisi che stiamo vivendo noi. Non chiederti il perché di tutte le cose. Non c'è bisogno di conoscere la chiave che apra qualunque serratura, rimani in ascolto. Alle volte noi, presi da questa necessità razionalistica di avere contezza di ogni cosa, ci dimentichiamo che alle volte è anche bello semplicemente mettersi in ascolto dei multiversi che esplodono attorno a noi e sono di una complessità tale che poi in definitiva diventano semplicissimi. Dicevano i padri, che sicuramente Lodovico avrà compulsato e che hanno poi così istruito, suggestionato il Lodovico personaggio creato per l'occasione. Dicevano i padri, che differenza c'è tra il tremore di un filo d'erba e la magnificenza di una coda di una cometa? Non c'è nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza tra la zolla umida della terra che tu puoi prendere in mano e la senti saporita, grassa, profumata di erbe e di fiori, e lo stupore che provi di fronte all'immensità del tempo, per esempio, oppure dello spazio. Non c'è differenza. E questo richiama in una democraticità assoluta chiunque all'interno di questa visione.
Non c'è padre della Chiesa che valga più del lavoro svolto dal contadino sulla terra. Non è che il padre della Chiesa, perché se ne sta seduto o assiso su di uno scranno dal quale detta ai suoi scribi parole di sapienza, e il contadino che vive dentro la sua vita la natura e la forza della natura ogni giorno. È un mirabile concentus, un mirabile tintinnare di risposte similari, e questo io sono convinto che il patriarca debba aver sentito nella chiusura di un'epoca e forse anche nella chiusura dei suoi orizzonti umani, non spirituali, ma umani sì, e abbia cercato di dare una risposta che non era appunto una risposta razionale, ma suggestiva. Va bene, sì, beh, in effetti sì, questo Ludovico di Te che sembra veramente riassumere in sé, diciamo, tutto quel coacervo incrociarsi di culture che hanno caratterizzato la storia del patriarcato, no? Sappiamo che ci sono stati autori significativi, poeti, anche perché non dimentichiamo che spesso i patriarchi erano legati al mondo germanico, perché l'investitura era appunto data dall'imperatore di Germania. Però sappiamo che per esempio al tempo di Marquardo a Udine è arrivato assieme al patriarca anche Petrarca, per esempio. Poi sappiamo che Minesinger, i grandi poeti, no? Tedeschi, che erano l'equivalente in Germania dei trovatori in Provenza, beh, anche alcuni di questi riuscirono ad arrivare ad Aquileia oppure a Cividale, dal momento che si spartivano, no? L'investitura canonica del patriarca avveniva ad Aquileia, quella invece temporale, quella feudale, avveniva a Cividale. E quindi certamente questo Ludovico di Te, che è per così dire l'essenza della cultura, rappresentata da tutto, anche se lui forse non è stato un grande uomo di cultura come altri, no? Che hanno invece fatto la storia del patriarcato. Però chiaramente lui è l'ultimo, praticamente l'erede di questo grande passato, di questo incrociarsi, no? Di varie culture che poi rappresentano la vitalità anche del patriarcato. Resta il fatto però che il patriarcato termina e quindi c'è praticamente il tracollo di tutto un mondo. Si sente un po' fuori posto ormai questo Ludovico di Tech. Ecco, adesso io leggerei la pagina in cui si parla della caduta della patria e poi magari se tu vorrai potrai anche spiegare le ragioni per cui Venezia è riuscita a fare quello che altri non sono riusciti a fare, cioè a concludere, no? Quell'esperienza significativa. Probabilmente c'erano delle forze interne nel Friuli che andavano in direzione opposta a quella che era la politica del patriarcato e che magari c'erano delle forze che facevano forse gli interessi più di chi stava fuori che non dentro il patriarcato, e questo è un discorso storico che naturalmente tu da esperto potrai in qualche modo sintetizzare. Leggerei adesso la pagina in cui si parla della storia, appunto, a cui tu fai riferimento. La patria è caduta per sempre, ma restituiteci almeno il corpo, affinché venga lavato e pianto da noi che siamo i suoi figli. Lasciate che le donne pietose detergano le ferite, bacino le piaghe, cospargano le membra di balsami profumati. Ma voi ignorate anche il nome stesso della pietà. Il manto di Bertrando, insozzato per la seconda volta dai suoi sicari, calpestato ancora dopo lo scena Richinvelda, è stato avvolto dalle lingue di fuoco che il tristo Tristano, cupo signore dei Savorgnan, ha appiccato ai suoi antichi tessuti, dopo aver condannato alla stessa sorte innumerevoli villaggi, borghi, granai, rocche e alte mura, un tempo possenti e temute. È salito sul colle del castello di Udine, quasi fosse un Attila reincarnato, bocca larga e deformata dalle barbariche risa, a godersi ancora da lontano l'incendio furioso della nostra Aquileia e il suo cupo bagliore, nel buio profondo in cui precipitavano lente tutte le cose e con loro le speranze delle nostre povere vite.
Sciocchi, tutti coloro che amano i muri, non servono a nulla se non a tenere in prigione coloro che ostinatamente li erigono. Il nemico era già dentro e portava corona. Confuso e nascosto nelle nostre stesse città, ci abbracciava avvelenandoci con il suo respiro. Indossava le nostre stesse insegne, le calze, le casacche. Le strette di mano erano già da tempo contaminate. I baci, che credevamo sinceri, invece erano immondi. Non lo vedevamo mentre già ci infettava. Ma alla fine lo capimmo, tardi, ma lo capimmo. Il nemico era parte di noi eravamo il nemico. E fu guerra. La prima scintilla si accese alla tisana. I fedeli della patria appiccarono il fuoco alla città, in segno di ribellione contro il tristo Tristano, che si era finalmente palesato quale servo di chi tanto ci odiava. Era il 24 aprile di 2 anni fa, vigilia della festa di San Marco. Ora è un anno, il 9 giugno, 30 cittadini udinesi furono decapitati. Con loro le 20 fanciulle imprigionate durante una rappresaglia, violate ferocemente e quindi trucidate dall'empia soldataglia veneziana, che fosse di monito contro ogni possibile ribellione. Il 14 agosto toccò a Sacile, giardino delle delizie, colpita dalle bombarde che ne sventrarono le mura e le case. Una settimana dopo arde e rovina il castello di Aviano, perché non offra ricetto ai soldati imperiali di Sigismondo. E scempio il peggiore. Il 23 settembre, Prata, città che resiste alla furia del leone, orgoglio di ogni nazione che proclama il diritto di essere libera e salva. Prata, prato fiorito di ogni splendidissimo fiore, vinta, segnata la resa, viene rasa al suolo. Nulla sarà risparmiato. Case, torri, chiese, mercati, mura, giardini, orti, piazze, vicoli e scale. Il prezioso archivio, memoria della comunità, divenuto un rogo che brucia per giorni. Così volle e decise il comandante veneziano Arcelli, mano sanguigna del doge, ne sia maledetto anche il nome, il casato e la putrida stirpe, generale al comando di un esercito che non aveva più nulla di umano. Ma nostra, solo nostra è la colpa, perché Venezia fu come la iena che incide la vena a un cervo morente, da tempo malato. Abbiamo preferito che i nostri figli fossero astuti piuttosto che saggi e le nostre figlie più belle che virtuose, da mettere sul mercato nel tempo stabilito, strumento di nozze combinate, ma non la scuola. Irridemmo il tedio dei precettori, il tempo che impone la ragionata lettura, la fatica dell'imparare che è lenta e devota. Ci fu sempre più odiosa la severità della voce che ammaestra con l'amorevole fermezza di chi punisce soltanto se ama. Optammo piuttosto per la vivace bottega, il facile guadagno. La taverna ci piacque più della biblioteca. Il meretricio preferimmo all'amore, lasciando così che languissero in disgraziato esilio tutte le muse. Abbandonammo anche la pietà per il povero. Guardammo con sdegno l'esule, il pellegrino, il profugo errante. Sbarrammo le porte, alzammo le mura, scavammo i fossati, per non voler sapere, per non voler vedere. È vero, Venezia fu il boia, il manigoldo incappucciato con il mantello rosso e la scure, ma quando sferrò il colpo mortale, noi eravamo già morti. Ecco, quindi in questo modo mi pare che la descrizione, no, che fa Lodovico di Tech del mondo che lo circonda, praticamente è un lamento che potrebbe fare anche oggi un patriarca che si mettesse a guardare il mondo che ci circonda. Cioè, chiaramente è una visione che tu naturalmente hai costruito, pensando, tenendo presente anche il mondo contemporaneo, cioè c'è un processo di attualizzazione, mi pare, no?
nella tua analisi. Sì, assolutamente. E ormai qua in questo passaggio si disvelano tutte le carte. Tu, tra l'altro, leggi e interpreti molto bene la dimensione dello scoramento, perché lentamente nel corso poi del libro, chi vorrà in qualche modo prenderlo per le mani se ne renderà conto, Lodovico si spoglia progressivamente di tutti i suoi paramenti sacrali, non è assolutamente il patriarca di Aquileia, dietro di lui si nasconde ciascuno di noi, chiunque di noi abbia la capacità di esprimere un pensiero libero, tra l'altro, quel mondo lì in totale decadenza, quel mondo che ama i muri, che ama i fossati, che tiene al di fuori del proprio egoismo gli infelici, che non vuole vedere, che impone o propone tutta una sua pletora di possibilità luminose basate soltanto sul subito guadagno, che insegna la furbizia e l'astuzia, ma non la meditata saggezza. È il nostro mondo. Siamo noi così. E questo nemico già interno che porta corona, ormai è facile da palesare come il coronavirus, ma insomma è soltanto un boia come Venezia che uccide quasi una carcassa che è già in decomposizione, che è quella della nostra società, che come quella di Lodovico di Tech ha segnato già il tempo, perché si è chiusa dentro un egoismo che la sta consumando lentamente. Noi abbiamo uno sguardo presbite, ce l'avevano ormai anche loro, non si rendevano conto che tutto si stava sfilacciando, che ormai i grandi orizzonti del passato si erano chiusi. Noi siamo ancora più colpevoli probabilmente. Non abbiamo il turco che spinge da una parte Venezia, che estende il suo meretricio dall'altra, e l'impero che allunga le sue unghie grifagne dall'altra ancora. Noi siamo uccisi e divorati da un'ansia di volontà, di ricchezza, di bramosia che non ha paragone. E dico noi, quando parlo di noi, parlo della società occidentale, che detiene nella sua minimale estensione buona parte delle riserve e delle risorse del mondo e continua a dilapidarle e non ne ha mai abbastanza. Noi che ci lamentiamo perché non possiamo festeggiare l'happy hour, oppure perché, lo dice qualche prelato dagli altari, non si può celebrare la messa di mezzanotte di Natale, e a pochi passi da noi la gente muore nelle vie balcaniche, perseguitata, picchiata da scherani che sono diventati i gendarmi cagneschi di un'Europa che è fortezza, purtroppo, che è sempre più fortezza di se stessa. Ma lo hai letto anche tu, lo dice Lodovico: chi costruisce i muri alla fine è costretto a morirci dietro. Non fa altro che costruire il suo sepolcro dentro il quale marcirà e marcisce ancora vivo. Quindi è una forte accusa, leggendola tra le righe, ed è anche un invito in qualche maniera ad avere il coraggio di Lodovico di Tech, perché ci vuole coraggio in qualche maniera a scendere dentro la cripta che sta nelle profondità dell'anima di ciascuno di noi e guardare dentro quello specchio che all'epoca sua era dato da quei meravigliosi affreschi dei mosaici, nell'epoca nostra è dato da questa consapevolezza che abbiamo smarrito, e dentro questo specchio offuscato non vediamo altro che il nostro narcisismo, che il nostro ego ipertrofico che si gonfia sempre di più, incapace di umanità. Ecco, probabilmente questo è il senso, incapace di condividere l'umanità sofferente di tutti gli altri, che sono molto di più di quanto non siamo noi o non ci siamo ridotti noi. Quindi, lo dicevi anche all'inizio, d'altronde, Gianni, tu, è un testo che può essere letto come una grande allegoria, un poco come facevano i nostri maestri medievali, che costruivano così delle narrazioni che in realtà volevano significare tutt'altro rispetto a quello che raccontavano, invitando appunto a sciogliere i fili, a guardare oltre l'intreccio delle parole, cercando di comprenderne i significati più veri. E quindi un poco questa è la chiave che apre l'ultima serratura. È un po' un atto d'accusa, è anche un atto di
confessione, perché siamo tutti colpevoli, lo dice anche Lodovico di Tech, tutti siamo in qualche maniera colpevoli di quello che abbiamo compiuto, o della tranquillità che non è merito nostro in qualche maniera, ma si fonda sulla indifferenza del dolore degli altri. Abbiamo perso la capacità di provare l'amore per la cura, l'amore per la condivisione, per l'empatia. E questo nella storia ha procurato non solo la caduta delle patrie o delle matrie, ma ha aperto i cancelli di Auschwitz, ha fatto bruciare le biblioteche di Sarajevo e adesso continua a martellare di fronte ad un mare nostrum o monstrum, chiamano come vuoi, un'umanità che vi si getta dentro disperata, mentre il mondo vive come se questo non fosse. Non c'è bisogno di un Tristano di Savognán che tradisca e che consegni al nemico la patria. Ci stiamo rovinando con le nostre mani, questo che vuoi dire? Sì, è proprio così. Ciascuno di noi è un Tristo Tristano in qualche maniera nel momento in cui contrabbanda o vende per 30 denari la cosa più importante che abbiamo, e cioè il senso di condivisione e di fratellanza, al di là di ogni fede, al di là di ogni credo, al di là di ogni colore, ma veramente abbiamo perso molte occasioni per essere umani, e nel momento in cui abdichiamo dalla nostra umanità, quello che prevale è la barbarie, ma non la barbarie di quelli che arrivano da fuori a tagliarci la gola, la barbarie nostra, che ormai abbiamo smarrito il vero volto di chi ci sta accanto, e quindi anche il nostro, perché in quello noi ci rispecchiamo. Va bene, resta il fatto però che c'è la speranza di una specie di palingenesi, cioè non è così tetro, così buio il discorso che fa Lodovico di Tech. Dopo un'analisi così abbastanza sconfortante della situazione di allora, e naturalmente con i riferimenti dovuti alla situazione attuale, però alla fine tu fai palesare un certo quale ottimismo, diciamo, ecco, speranza. E infatti adesso io leggerei l'ultima mezza pagina e quindi chiedo a te che cosa si può pensare che intervenga in qualche modo a renderci migliori, perché dobbiamo effettivamente comunque investire su un futuro, se non per noi, per le nuove generazioni. Infatti il testo si chiude, io credo, con un invito a sperare in un rinnovamento. E allora dici: c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per morire e un tempo per vivere. Quando tutto questo sarà finito, piangeremo i nostri morti, ma poi finirà la notte e la vita sbadiglierà ancora sul mondo. E finalmente liberi da questa clausura quadragesimale, correremo nelle vie, nelle piazze che ora ci sono precluse, e ci abbracceremo come mai ci siamo abbracciati. Quante volte in un'ora riempiamo di aria sottile le caverne del petto, custode del cuore. Non vi è nulla di più prezioso, perché di aria e di fiato è fatta la vita, e anche le parole di cui intessiamo i racconti, ne facciamo poesia. Eppure nessuno si ferma un istante soltanto a rendere grazie per tanta generosa ricchezza. Soltanto quando il respiro ci è venuto a mancare ci siamo resi conto di quanto eravamo felici senza averne coscienza. Noi, assediati dal male che adesso ci opprime, non possiamo disattendere questa grande lezione. Sapremo dare il giusto valore all'essenziale, l'acqua, che solo mitiga la sete, ma gustata dalle concave mani che la raccolgono freschissima dai sassi muscosi della sorgente. Il sole, nelle ore misericordiose del tardo mattino. L'abbraccio degli amici, il tepore che sa consolare. Ha perfino la fatica del passo, la polvere della strada, che così tante volte abbiamo deprecato, saranno per usciti da queste nostre umide cripte
balsami curativi, di una felicità che avevamo smarrito. Impareremo a godere del tempo, condividendolo con coloro che amiamo, rinunciando all'ambizione di dover sempre e comunque apparire i migliori agli occhi del mondo. Torneremo a essere umani, come fossimo nati da poco, appena sgravati dall'urlo di madri in travaglio. E il nostro sarà un pianto di lode, finalmente rinati, ancora una volta vivi. Quindi mi pare che tu fai sperare. Ma sì, ma io sono un inguaribile ottimista alla fine. Non posso pensare che le cose finiscano e finiscano così. Come probabilmente non lo pensava nemmeno Lodovico di Tech, se no non sarebbe sceso nel profondo della cripta. Ma io ho la fortuna di incontrare ogni giorno i miei studenti, adesso si riprende anche in una dimensione molto più calda, per fortuna. E molto spesso io ripeto loro che forse stanno vivendo una condizione di grande opportunità, pensando che la più importante, la più straordinaria generazione del nostro paese è quella che è uscita dall'ultimo conflitto mondiale, quella che doveva costruire qualsiasi cosa, un paese lacerato, distrutto, non soltanto nelle case e nelle cose, ma proprio anche negli animi, moralmente decaduto. E quella generazione lì intanto ci ha regalato una delle costituzioni più belle al mondo, perché la Costituzione è una carta importante, importantissima, che ha una caratura filosofica potente. È l'unica Costituzione al mondo che dice che in qualunque punto della terra ci sia anche soltanto una persona che viene tormentata o che non gode di quegli stessi diritti che la Costituzione italiana invece assicura, beh, quella persona può chiedere di essere protetta da questa Costituzione. E quella generazione lì è la generazione dell'utopia, è quella che ha costruito un paese che adesso, purtroppo per noi, insomma, non è altro che il pallido spettro di quello che i padri costituenti avevano immaginato che potesse essere. Le ultime ore lo stanno drammaticamente raccontando. Ma questa nuova generazione, la generazione dei nostri figli, dei nostri studenti, dei nostri ragazzi, è quella che avrà l'opportunità su queste macerie, sul peggio di cui noi siamo stati capaci, di fare il loro meglio, e io sono convinto che riusciranno a farlo. Una parte dell'Officium Tenebrarum dà voce alla morte, e sembra una cosa cupa e spaventosa, ma in realtà la morte dà un suggerimento all'uomo e gli dice: quando io verrò a bussare alla tua porta, fai in modo che io ti trovi vivo, che è bellissimo come suggerimento, cioè vuol dire non sprecare la tua opportunità. È vero che ogni respiro che tu fai è un respiro in meno di tutti i respiri che potrai mai fare, ma proprio per questo goditelo. E noi non siamo più abituati a goderci dell'essenziale, forse adesso dovremmo ritornare ad assaporarlo. Riempire il petto, i polmoni d'aria ha un piacere che è erotico, eros nel senso lucreziano del termine, ti dà la sensazione di essere vivo. Non c'è niente di più appagante della semplicità delle cose, e noi stupidamente ce la siamo negata tutta questa bellezza seduttiva e seducente nella volontà di volere sempre di più, e l'abbiamo soffocata. Ecco, io credo che forse la caduta di un mondo aiuti a dischiuderne tanti altri, e in questo senso guardo all'orizzonte verso est come guardava Ludovico di Tech, ex orientis partibus, e qualche cosa di chiaro e qualche cosa di bianco arriva sempre ad annunciare che c'è un mondo nuovo che sta per arrivare, e su questo sono assolutamente convinto che sarà così. Vabbè. E tutto questo tradotto in un linguaggio che è poesia, come spero si sia in qualche modo intuito dalla mia così arrangiata lettura. Ottima lettura, di cui ringrazio. Ci sarebbero tante altre domande, però credo che il tempo a nostra disposizione sia scaduto, quindi... Beh, che cosa dire? Più che ringraziarvi tantissimo di questa splendida ora che ci avete fatto passare.
con il tintinnare che diceva, di cui parlava prima Angelo, di pensieri e di parole, che fa così bene. E anche, beh, la vita, cos'è quella frase bellissima? La vita sbadiglierà ancora sul mondo, che è proprio la vita continua. Noi ci siamo qui dentro e c'è un qualche cosa che andrà oltre. E però in questo, l'altra cosa che a me fa piacere è vedere come la conoscenza, veramente la storia, sapere il passato, saperlo leggere, ci restituisce tantissimo qualche cosa per orientarci in questo presente, proprio in questi momenti qui dove anche i punti di riferimento e anche le chiavi di interpretazione sono un po' difficili, diciamo, da trovare. Per cui io chiudo questa serata ringraziando tutte le persone che sono state con noi questa sera, che ci hanno scritto, che ringraziano anche loro per la serata. Ringrazio il Circolo Nuovi Orizzonti per questa collaborazione che abbiamo avuto stasera. Ringrazio Gianni che con la sua lettura ci ha fatto entrare proprio nel libro. Il libro è questo, scusate, ve lo mostro un momentino, Angelo Floramo, Officium Tenebrarum, e ringrazio tantissimo Angelo perché continui a darci un po' d'ossigeno, ecco, Grazie. non so, a sentire questa cosa che ci siamo tolti la mascherina anche dalla testa, ecco, ogni tanto si sta senza mascherina, proprio anche nel pensiero. Per cui Grazie. grazie a tutti e Grazie. alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi, grazie, Grazie, grazie. buonasera. Buona Salve, speranza grazie a tutti. Sì, veramente. Ciao.